I risultati sono stati molto interessanti perché innanzitutto abbiamo avuto una risposta molto alta. Rispetto alle 1000 famiglie originariamente coinvolte ne abbiamo coinvolte quasi 2000. Abbiamo poi consegnato 1800 dosimetri, ne sono ritornati 1600. Quindi una buona base orientativa di dati che consente ai singoli di avere un'informazione che riguarda la loro vita e all'ARPA di disporre di una quantità di informazioni che altrimenti sarebbe stato difficile raccogliere. Che cosa esce? Cosa è venuto fuori? Allora, innanzitutto la conferma del fatto che la nostra è, per caratteristiche geologiche e orografiche, una delle regioni maggiormente interessate da questo problema in tutta Italia. E dal punto di vista puntuale il 12% circa delle abitazioni che abbiamo monitorato è risultato avere valori di concentrazione di gas radon superiori ai limiti individuati dall'OMS. E di queste famiglie c'è una percentuale molto alta, il 40% ha chiesto di avere un sopralluogo per una fase successiva, quindi per trovare una soluzione. Sì, allora il 12% ha il problema in casa. Di queste 200, quasi 200 famiglie è molto interessante vedere che già il 40% si è attivata con l'agenzia per capire come avviare delle azioni di rimedio. Le azioni di rimedio possono essere anche molto semplici da realizzare e anche molto poco costose, quindi noi lo consideriamo anche un ottimo risultato in termini di sensibilizzazione della pubblica opinione. Pensi che le precedenti campagne fatte soltanto 5 o 6 anni fa avevano un tasso di risposta infinitamente più basso, insomma dell'ordine delle poche unità percentuali. A questo proposito noi il 29 di novembre faremo un altro evento, proprio sempre qui a Palmanova al Teatro Modena, dedicato proprio a capire le azioni di rimedio, cioè cosa si può fare per eliminare il problema una volta accertato. E anche in quell'occasione verranno invece presentati i risultati specifici di Palmanova rispetto al comune. Esattamente, sì, perché oltre a questa mappatura diciamo di carattere generale che riguarda tutto il territorio regionale, abbiamo fatto poi un focus sul comune di Palmanova. Qui i numeri sono molto rappresentativi perché su 5.500 abitanti circa che ha Palmanova abbiamo avuto la possibilità di distribuire 800 dosimetri, quindi andiamo a coprire quasi un terzo delle famiglie, ecco, delle famiglie di Palmanova, quindi un'informazione molto puntuale, molto approfondita che rappresenta un modello. Peraltro stiamo già ragionando con qualche comune della regione di replicarlo e esportarlo.